Sì, buongiorno da Marghera, partiamo subito con il bollettino dell'azienda Zero. Nelle ultime 24 ore registrati in Veneto 7 decessi, tutti nell'area delle residenze per anziani, che portano il totale a 1994. Da segnalare anche 8 nuovi contagi, il totale dei positivi dall'inizio della pandemia è di 19.213 persone colpite dal coronavirus. Consistente calo degli attualmente positivi, meno 73, il totale si riduce a 607, meno 6 per quanto riguarda i pazienti nei reparti Covid più negativizzati, in tutto 248. 12 pazienti sono in terapia intensiva, nessun incremento rispetto a ieri e uno solo attualmente è positivo al Covid. Stamattina intanto il presidente Zaia ha annunciato novità rispetto ai trasporti. La Regione sta cercando di introdurre nuove linee guida per il trasporto privato e sta valutando di tornare all'omologazione di origine per il trasporto pubblico con la mascherina, seguendo il modello dell'Inghilterra. Il presidente Veneto ha inoltre annunciato l'istituzione di una commissione ispettiva per la vicenda del Citrobacter a Verona. C'è già la commissione dell'azienda ospedaliera universitaria, ma ne serve una regionale perché non ci siano dubbi, così ha detto il governatore veneto. Per quanto riguarda poi l'ipotesi di una seconda ondata attesa per quest'autunno e la conseguente ricerca di un test rapido, Zaia ha parlato di test rapidi sul mercato che trovano il virus in appena 10 minuti, ma se ne arrivasse uno validato dalla comunità scientifica, la Regione lo adotterebbe subito senza alcun problema. In Veneto ne stanno arrivando molti dalle aziende farmaceutiche, la Regione li sta tutti prendendo in considerazione. Ospite stamattina della conferenza stampa è stata la professoressa Liviana Dadalt, ordinario di pediatria nella facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Padova e capo del Dipartimento di Salute della Donna e del Bambino. Sentiamo le sue parole nel corso della conferenza, poi la linea allo studio. I bambini non sono dei piccoli adulti. Non lo sono perché sono diversi fisicamente, perché sono diversi nel comportamento, perché hanno delle potenzialità che sicuramente sono molto superiori rispetto a quelle che hanno gli adulti, ma non lo sono anche perché quando si ammalano, i bambini per lo più si ammalano di malattie diverse rispetto a quelle dell'adulto e se si ammalano delle stesse malattie dell'adulto le manifestano diversamente. Ecco, e dico questo, ci tengo a dire questo perché di fatto l'infezione da coronavirus è praticamente un paradigma, è un modello perfetto di questa affermazione. E come vedrete ce lo diranno i numeri di quanti bambini sono stati infetti, di quanti bambini sono stati ricoverati, di quella che è la gravità della malattia nel bambino e di quelli che sono i possibili, anche se molto rari, le possibili anche se molto rare complicanze a distanza. Vi dico allora alcuni numeri che ho ricevuto dall'azienda Zero, che ovviamente tiene molto sotto controllo il fenomeno nella nostra regione. Cominciando dal Veneto, lo ci ha detto oggi il Presidente, abbiamo oggi 19.233 soggetti che si sono infettati. Ecco, di questi i bambini di età inferiore a 15 anni sono stati 369, quindi poco meno del 2% rispetto ai contagi totali. Questa è una percentuale che è molto molto bassa se teniamo conto che nel Veneto risiedono circa 650.000 bambini e questi rappresentano il 13% della popolazione totale. E noi continuiamo con il nostro telegiornale restando